Buonasera amici di G di Ferro Team. Buonasera Beatrice. Buonasera Giulia. Buonasera Aurora. Sei anche Bea, tu dei nostri questa sera. Questa sera sì. Infatti la Bea non ha voluto stare al centro. Chissà Per ovvie come ragioni, mai. vero ragazzi? Per ovvissime ragioni, per ovvissime. Però tra pochissimo, perché veramente tra pochissimo, inizierà il Christmas Show, Fashion Show di Outdoor. Esatto, il negozio situato in questo caso ci troviamo a Favaro, al centro commerciale La Piazza, ma abbiamo perché ormai Ormai il negozio è un po' di tutti. abbiamo anche la nostra bellissima sede a Milano. Assolutamente, si parla la patriotta, ovviamente. Esatto, ovviamente. Oggi ci troviamo appunto qui al centro commerciale La Piazza, dove queste due bellissime donzelle, insieme anche a come si chiamano i due bellissimi donzelli? I due rospi, no, cari da Dio, sono così bravi, buoni e gentili. Edo e Elia, e poi c'è anche Veronica. Bellissima Veronica. Poi abbiamo la bionda del gruppo, quella naturale, e si riconosce subito quando si chiedono due parole in croce. Veronica, che è veramente dei nostri sempre, ci fa sempre morire dal ridere e cappottarci backstage. Ma oggi abbiamo anche un DJ di eccezione, Beatrice Tomada. Grazie a tutti, grazie, non serve. Allora, se il mix è venuto bene, posso confessarvi che l'ho fatto io. Se è venuto male, devi io fare farò finta di non averlo creato. L'ha creato lei. Tu ti devi fare gli affari tuoi, allora mi prendo un po' di gioia, sono io la DJ questa L'ha fatto sera. lei. A me non mi interessa voi che i non miei la amici non sentirete. sentano, così la prossima volta vengono. Semplice come cosa. Assolutamente sì, anche perché è stato sponsorizzato su tutti i social, quindi direi che assolutamente potevano saperlo e essere qua. Anche perché io non so che ore sono, ma secondo me dobbiamo andarci a cambiare, fare l'ultima prova, perché alla fine ci sarà una sorpresa non da poco, perché l'ultima uscita secondo me sarà la preferita nostra sicuramente, ma anche tanto di Bea, perché è un'appassionata, dobbiamo dirlo. E quindi niente spoiler, basta così. Ci vediamo ovviamente tutta la sfilata, ma soprattutto alla fine, e a tra pochissimo in passerella.